Benvenuti in Croazia, un paese che unisce storia millenaria e bellezze naturali straordinarie. Dalle montagne dell'entroterra alle coste del Mar Adriatico, questa terra offre esperienze uniche per ogni tipo di viaggiatore. Il nostro viaggio ci porterà alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti di questo paese, senza pretese di stilare una classifica, ma con l'intento di mostrarvi le sue meraviglie. Iniziamo da Dubrovnik, conosciuta anche come Ragusa. Questa città costiera è famosa per le sue imponenti mura di pietra e i caratteristici tetti di terracotta che si specchiano nelle acque cristalline dell'Adriatico. Le mura, un tempo baluardo difensivo, oggi offrono una passeggiata panoramica sulla città e sul mare. Poco distante si erge il Monte Serch, dalla cui cima si gode di una vista spettacolare su tutta la zona. Il cuore di Dubrovnik è la città vecchia, patrimonio dell'UNESCO. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente, tra vicoli lastricati e piazzette animate. Non perdete una passeggiata sullo Stradun, la via principale pavimentata in calcare bianco, dove potrete assaporare l'atmosfera unica della città. Per gli appassionati della serie Il Trono di Spade, Dubrovnik offre un'esperienza speciale. La città è infatti il set di approdo del re. Potrete visitare luoghi iconici come la fortezza di San Lorenzo, che nella serie è la Fortezza Rossa, o la Scala dei Gesuiti, scenario della famosa camminata della vergogna di Cersei. Lasciamo ora la costa per addentrarci nell'entroterra, alla scoperta di un luogo di straordinaria bellezza naturale, il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice. Qui, 16 laghi si susseguono in un sistema di cascate rapide, incastonati tra le Alpi Dinariche. Le acque, che variano dal turchese all'azzurro passando per il verde smeraldo, creano uno spettacolo unico sotto la luce del sole. Il parco è circondato da fitte foreste di faggi, abeti e pini che si riflettono nelle acque cristalline. Passerelle in legno permettono ai visitatori di esplorare il parco, offrendo scorci sempre nuovi su cascate e laghi. Questo santuario naturale è anche habitat di diverse specie animali. Con un po' di fortuna potreste avvistare cervi, lontre e varie specie di uccelli. Il nostro viaggio prosegue verso sud, fino a Spalato, una città dove l'antica Roma si fonde armoniosamente con la vita moderna. Spalato è ideale da esplorare a piedi. Il centro storico è compatto e le strade sono animate da negozi, caffè e ristoranti. Il cuore della città è il Palazzo di Diocleziano, patrimonio UNESCO. Costruito nel IV secolo d.C. per l'imperatore Diocleziano, questo complesso è in realtà una piccola città nella città. Passeggiando tra le sue vie, un tempo riservate alla corte imperiale, oggi troverete botteghe, caffè e ristoranti tipici. Tra le meraviglie architettoniche da non perdere ci sono il Peristilio, l'antico cortile, e il Tempio di Giove, oggi trasformato in battistero. Uscendo dal palazzo, vi troverete sulla riva, il lungomare di Spalato, dove potrete godervi l'atmosfera mediterranea tra caffè all'aperto e brezza marina. Per concludere la visita, vi consigliamo di salire sulla collina di Marian, un parco che domina la città. Da qui potrete ammirare Spalato e l'Adriatico, specialmente al tramonto, quando i tetti di terracotta si tingono d'oro e il mare brilla come uno specchio. Ci spostiamo verso l'isola di Hvar, o Lesina, famosa per i suoi campi di lavanda, la vivace vita notturna e le bellezze naturali. Il porto principale, nella città di Hvar, offre un mix affascinante di yacht moderni e barche da pesca tradizionali che si cullano nelle acque del mare. Passeggiando per le strette vie del centro storico, troverete negozi e ristoranti che propongono piatti tipici con ingredienti freschi e locali. Non mancano piccole piazze nascoste. Al tramonto, vi consigliamo di salire alla fortezza spagnola, risalente al XVI secolo. Da qui potrete godere di una vista panoramica sulla città e sul mare. A poca distanza dalla costa sud-occidentale di Hvar si trovano le isole Pacleni, o Spalmadori, un arcipelago di isolotti che merita sicuramente una visita. Torniamo ora sulla terraferma per esplorare il Parco Nazionale della Cherka, dove la natura si esprime in tutta la sua potenza. Qui,
Il fiume Kerka ha modellato il paesaggio nel corso dei millenni, creando una serie di spettacolari cascate. La più famosa è Skradinsky Buk, dove il fiume precipita su 17 gradini di travertino, formando una cortina d'acqua larga oltre 800 metri. Il rumore è assordante e l'aria è intrisa di una fine nebbia d'acqua. Il parco offre una rete di sentieri ben curati che vi condurranno alla scoperta di cascate nascoste, piscine naturali e punti panoramici. Da non perdere il monastero di Visovac, situato su un isolotto nel mezzo del fiume. Lungo il percorso potrete anche osservare i resti di antichi insediamenti romani, testimonianza di come questo paesaggio abbia affascinato i visitatori per secoli. Il nostro viaggio ci porta ora a Rovigno, pittoresca cittadina sulla costa istriana. Dominata dalla chiesa di Sant'Eufemia, Rovigno offre un panorama impressionante sulla baia e sulle isole circostanti. Dal campanile della chiesa potrete ammirare l'intera città, un intreccio di vicoli stretti e case colorate che scendono verso il mare. Il porto è il cuore pulsante di Rovigno. L'atmosfera è animata dal vociare dei pescatori e dal volo dei gabbiani. Al tramonto, il lungomare si trasforma nel luogo ideale per una passeggiata rilassante, con i suoi caffè e ristoranti che si affacciano sul mare. Lasciamo la costa per dirigerci verso l'interno, alla scoperta di Zagabria, la vivace capitale della Croazia. Qui, storia e modernità si fondono armoniosamente. Il centro della vita cittadina è Piazza Banje Lačić, dove potrete osservare il via vai dei tram e l'animazione delle persone che si incontrano. Poco distante si ergono le guglie gemelle della cattedrale, un imponente edificio gotico che vale sicuramente una visita, per ammirare le sue splendide vetrate colorate. Salendo verso la città alta, il quartiere storico di Zagabria, vi troverete in un'atmosfera d'altri tempi. Il cuore di questa zona è Piazza San Marco, dominata dall'omonima chiesa, famosa per il suo caratteristico tetto colorato a tegole. Zagabria è una città che sa coniugare perfettamente antico e moderno, offrendo ai visitatori un'esperienza ricca e variegata. Proseguiamo il nostro viaggio verso nord, fino a Zara, una città dove il mare è parte integrante della vita quotidiana. Qui, sul lungomare, troviamo una delle attrazioni più originali della Croazia, l'organo marino. È costituito da una serie di gradini in pietra che scendono verso il mare. Sotto questi gradini si trovano 35 tubi di diversa lunghezza, larghezza e inclinazione. Quando le onde del mare si infrangono contro la riva, l'acqua e l'aria vengono spinte all'interno dei tubi. Questo movimento dell'aria genera suoni simili a quelli di un organo. Non lontano si trova il Foro Romano, testimonianza dell'antico passato della città. Raggiungiamo l'isola di Korčula, famosa per la sua bellezza naturale e il suo patrimonio storico. Avvicinandosi al porto, si viene accolti dalla vista delle antiche mura cittadine. Korčula è nota per essere legata a Marco Polo, che qui fu catturato dai genovesi durante una battaglia al largo dell'isola, nel 1298. Passeggiando per le strette vie della città vecchia, si respira un'atmosfera d'altri tempi. Vale la pena salire sulla torre Revelin, da cui si gode di una vista panoramica sulla città e sul mare circostante. L'entroterra di Korčula offre colline coperte di vigneti e oliveti, ideali per escursioni e degustazioni di prodotti locali. Concludiamo il viaggio a Pola, città dell'Istria, dove l'eredità dell'impero romano è ancora ben visibile. Il monumento più imponente è senza dubbio l'Arena di Pola, un anfiteatro romano del I secolo, uno dei 6 più grandi al mondo ancora esistenti. Questo straordinario edificio poteva ospitare fino a 23.000 spettatori e ancora oggi ci permette di immaginare gli spettacoli e i combattimenti che vi si svolgevano nell'antichità. Le sue imponenti mura di pietra sono una testimonianza tangibile della grandezza dell'architettura romana. Passeggiando per le vie di Pola, incontriamo altri importanti resti romani. Il Tempio di Augusto, con le sue eleganti colonne corinzie. Dedicato al primo imperatore, il tempio ha resistito ai secoli, conservando gran parte del suo fascino originale.
Un altro monumento da non perdere è l'Arco dei Sergi, un arco di trionfo del I secolo a.C., che fungeva da porta d'ingresso alla città. Questi monumenti, insieme a molti altri resti sparsi per Pola, continuano ad attirare visitatori da tutto il mondo, affascinati dalla ricchezza storica della città. Concludiamo qui il nostro viaggio attraverso la Croazia, un paese che sa incantare con la storia millenaria, i paesaggi e il calore della sua gente. Se avete apprezzato questo tour virtuale della Croazia, vi invitiamo a sostenere il nostro canale. Lasciate un like al video, condividetelo e non dimenticate di iscrivervi al canale. Per non perdere i nostri prossimi video, attivate la campanella delle notifiche. Grazie per averci seguito in questo viaggio.